Buongiorno a tutti e bentrovati. Questo quarto appuntamento con queste pillole che ci avvicinano agli stati generali che si terranno a Vicenza il 6 ottobre presso, tra l'altro, una prestigiosa sede che è la Basilica Palladiana. Oggi abbiamo ospite il sindaco di Treviso, Mario Conte, nonché presidente di Anci Veneto, e per correttezza ci diamo del tu, visto che ci conosciamo bene, cioè che faremo una parte Ciao Presidente, impro- grazie per questa opportunità. che è impropria. Allora, iniziamo subito ponendo a Mario una domanda che all'interno porta anche comunque un riconoscimento di quello che è stato il lavoro con lui in questi anni. E ricordo che proprio il sindaco di Treviso, che è presidente dell'ANCI, quanto tre anni fa andammo da lui a chiedere un supporto come ANCI Veneto e poi ci ha traghettato anche in ANCI Nazionale su questa iniziativa, non ebbe nessun tipo di dubbio a dire andiamo avanti. Quindi a distanza di 3 anni la prima domanda a Mario è quella proprio di dire che bilancio fai di questi 3 anni di iniziativa e la conferma della partecipazione di ANCI anche a questo terzo evento, che senso ha rispetto ai temi che andiamo ad affrontare. Ma guarda, Presidente, innanzitutto ti ringrazio perché devo dire che è vero che io non ho avuto alcun tentennamento, è altrettanto vero che l'iniziativa nasce da voi e da te in particolare, dalla vostra sensibilità, che è una sensibilità che la politica dovrebbe un po' imparare, no? Cioè la politica vive dello slogan la persona al centro e se per la politica questo è uno slogan, per voi è una missione quotidiana. E nello specifico voi mettete al centro i nostri anziani che sono visti non come un peso da portare avanti, ma come un'opportunità e quindi voi lavorate per la qualità della vita delle nostre comunità e quindi a creare questo grande momento che inizialmente poteva sembrare un momento molto locale, poi è diventato su scala nazionale, dove ci si interroga su quelle che sono le opportunità, su quelle che sono le difficoltà, perché chi partecipa agli stati generali della terza età probabilmente sentirà parlare maggiormente di criticità, no? Però è anche bello sapere che ci sono delle best practice, quindi delle buone pratiche, è bello sapere che ci sono delle amministrazioni che stanno facendo molto, che ci sono delle realtà anche private che stanno facendo molto e tutti insieme creare un percorso anche amministrativo e politico che metta al centro la terza età, credo che sia un qualcosa di davvero straordinario. Dagli stati generali della terza età poi sono nati un sacco di assessori alla terza età, quindi vuol dire che comunque abbiamo acceso dei riflettori, avete acceso la curiosità, avete acceso anche la consapevolezza che questo è un tema cruciale per le nostre comunità e aggiungo non soltanto per la terza età, ma ricordo che attorno a una persona che naviga sulla terza età c'è una famiglia, ci sono delle persone che comunque soffrono insieme o godono insieme di quelle che sono le opportunità che la società può mettere a disposizione. Quindi io credo che sia davvero un grandissimo patrimonio che deve essere custodito e fatto crescere perché è un momento dove ci si ferma, si esce dalle dinamiche della propria amministrazione e ci si incontra tutti insieme per capire se la direzione che stiamo prendendo è quella giusta o se bisogna portare dei correttivi. Vabbè, ti ringrazio. Sarebbe bello adesso porci l'obiettivo insieme a ANCI di arrivare a questo benedetto Ministero della terza età, che sarebbe una cosa che farebbe onore al secondo paese più vecchio al mondo. Però entriamo nel ruolo del sindaco. È indubbio, faccio l'esempio del dato della città di Treviso: 8.200 sono circa gli anziani ultra ottantenni oggi, che saranno oltre 14.500 nel 2050. È indubbio che chi più chi meno, in termini di sindaci, ha sensibilità rispetto ai temi. Ma dalla tua grande esperienza di sindaco di una città che devo dire tra le più attente a questi temi, con gli amici
di Enea oggi, un co-housing importante, strutture residenziali per anziani non autosufficienti, sicuramente di alto livello. Ma i sindaci, dinanzi a questi bisogni, si stanno, a tuo avviso, interrogando rispetto a questo tema dell'invecchiamento della popolazione? Qui i numeri li sappiamo benissimo, sono spaventosi, da 4 milioni a 8 milioni nell'intero paese. Molti di questi, oltre il 60%, le stime li danno come anziani che invecchieranno soli. Da sindaco, se dovessi fare un appello ai tuoi colleghi sindaci, L'appello che farei è quello di partecipare agli stati generali della terza età, nel senso che la fase iniziale, soprattutto di questo convegno, è una fase dove tu sai benissimo illustrare quelli che sono i dati reali attualmente delle nostre comunità, ma poi quando snoccioli i numeri delle prospettive future, è inevitabile che un sindaco si interroghi su quali possono essere le politiche da attuare nel proprio territorio. Di pari passo alle necessità della terza età c'è il tema della denatalità, no? Quindi le prospettive vanno tutte in quella direzione. Allora, se vogliamo essere amministratori, e devo dire che io ho la fortuna di rappresentare 560 sindaci del Veneto che questa sensibilità ce l'hanno, poi ovviamente chi più e chi meno, ma il più e meno dipende dalle potenzialità, no, che i territori possono esprimere anche da un punto di vista di strutture, però tendenzialmente quando si parla di terza età posso dire che tutti i sindaci hanno la stessa sensibilità, però ci si interroga su quelle che saranno le caratteristiche comunitarie della nostra comunità nei prossimi 10, 20, 30 anni, perché chi è chiamato ad amministrare oggi in realtà deve mettere in campo politiche che siano attuali fra 10, 20, 30 anni. E quando parliamo di anziani non possiamo non parlare delle strutture che ricadono nei nostri territori, degli accordi pubblico-privato che ci sono. Io ho la fortuna, lo dico davvero a gran voce, senza timore di essere smentito, di avere in città una realtà pubblica come quella di Enea, ex ISRA per intenderci, che io ritengo sia un'eccellenza assoluta, no? Nel senso che condivido. è una realtà, lo dico perché sono reduce da un convegno sul co-housing dove insieme a Ca' Foscari stiamo facendo un'analisi su quello che è l'andamento a distanza di 3 anni dai primi appartamenti consegnati. Però voglio dire, la vera domanda che dobbiamo porci nelle strutture che accolgono gli anziani dei nostri comuni, lì noi porteremo i nostri genitori. Ecco, io per quanto riguarda il comune di Treviso, posso dire con grande serenità che io nelle strutture comunali gestite da Enea del mio comune porterei certamente i miei genitori. E questa è la prima risposta, è la prima domanda che dobbiamo porci e la prima risposta che dobbiamo darci. Però dobbiamo mettere in campo anche politiche e c'è poco da girarci intorno. Servono investimenti, servono strutture e serve la volontà di mettere al centro la persona, come dicevo prima, che non è soltanto l'anziano, ma sono anche i familiari dell'anziano. Un anziano sereno significa una famiglia serena. E quindi dobbiamo fare tutti di più, però devo dire che in Veneto c'è un ottimo tessuto sul quale lavorare, però i stati generali sono fondamentali per accendere certe lampadine, cioè avere delle idee positive su cosa fare e soprattutto su capire qual è la direzione che tutti insieme vogliamo prendere. Grazie. No, molto chiaro anche il riferimento che spesso non è facile immaginare di pensare che un proprio genitore ha bisogno di una struttura residenziale ed è affidare la cura a delle persone che vai a conoscere per la prima volta, della persona a te più cara. Per cui, per esempio, credo sia calzante e fa onore anche agli amici di Enea. Ricordo il presidente Mauro, che è anche Michelon, vicepresidente di Euripa, e devo dire che anche qui, permettimi, la differenza la fanno anche i bravi amministratori che i sindaci indicano nei territori alla guida delle strutture. Però un altro tema, chiaro che è un tema, c'è uno sviluppo di numeri nel medio-lungo periodo, però come dicevamo prima, ci sarà il grande tema della solitudine. Oggi la società, gli anziani di oggi godono di una rete familiare significativa, quasi tutti hanno
in modo diretto o indiretto dei caregiver, quindi se non hanno ancora il coniuge, hanno figli ed altro, però sappiamo che la popolazione che invecchia, che la generazione di boomer, non avranno questa fortuna. E quindi il tema di anziani vecchi, molto vecchi e anche probabilmente molto soli. Come può un sindaco intervenire su un tema così forte? Io ti dico una cosa che dico da anni, che secondo me è una cosa che stiamo sbagliando in questo paese è non censire gli anziani soli nelle nostre città. Censire non vuol dire prendere il dato dall'ufficio anagrafe, censire vuol dire sapere che un anziano da solo abita al quarto piano di un palazzo senza ascensore, quella sicuramente sarà una persona destinata ad arrivare alla condizione di non autosufficienza per mille ragioni, vuoi per solitudine o vuoi per altro, molto prima di quell'anziano che a pari qualità vive al piano terra dello stesso palazzo. Ma Però guarda, ecco, è una domanda da fare a un sindaco perché è un tema nel tema. sì, ma guarda che premetto che fatalità oggi che facciamo questo sorta di podcast, porto due testimonianze che mi sono successe proprio oggi, perché sono stato sia al convegno sul co-housing e ho ricevuto sia la visita della Mariuccia che è appena venuta a trovarmi, che è una signora di oltre 90 anni che ho incontrato in campagna elettorale, che viveva da sola in un appartamento di Fiera e che mi parlava proprio della solitudine. La solitudine è peggio di una malattia perché è un elemento che genera timore, che genera incertezza e rende i nostri anziani fragili. Cioè, se tu hai una malattia, la affronti con delle medicine, ma la solitudine non sai come affrontarla. E soprattutto è una cosa che ti subentra dentro e che rischia di farti sparire dalla società. E quindi i nostri anziani non hanno paura di invecchiare, non hanno paura delle malattie, hanno però paura della solitudine. E credo che ci siano dei bellissimi progetti intergenerazionali, e anche qui ringrazio Enea, però Roberto consentimi di ringraziare anche le altre strutture che Certo, ho nel territorio comunale, perché non voglio fare alcuna differenza. Io sono veramente molto d'accordo. fortunato perché ho delle strutture straordinarie, delle eccellenze, alcune private, alcune pubbliche, alcune gestite dalla diocesi, che però rappresentano davvero dei punti di riferimento e ci insegnano molto. Abbiamo fatto dei progetti intergenerazionali anche sull'ambito del digitale, no? Oggi per far tutto serve avere lo speed. Ma io come posso pensare che mia mamma da sola si scarica lo speed o si carica tutti i documenti sul telefono digitale quando non sa nemmeno utilizzare il telefono? E allora ci sono i giovani che si mettono a disposizione degli anziani, così come i nostri anziani, che sono un patrimonio di esperienza e conoscenza importantissimo, si mettono a disposizione dei giovani, come per esempio gli anziani delle nostre case di riposo hanno spiegato ai bambini che hanno energia, forza sulle gambe, di come si piantano gli alberi. Allora l'anziano diceva: scava qui, poi vai a prendere la terra, vai a prendere l'acqua. Lui dava l'indicazione e il giovane, pieno di forza e energia, eseguiva. E così abbiamo creato un connubio intergenerazionale che ha creato momenti di convivialità, momenti di crescita, momenti di spensieratezza e abbiamo ottenuto davvero quello che è la comunità. E poi voglio citare i co-housing sociali, nel senso che i co-housing danno la possibilità alle persone di liberarsi dalle preoccupazioni e di condividere momenti di comunità attraverso eventi culturali, eventi formativi, semplicemente condividendo il tempo libero. Quindi noi dobbiamo recuperare lo spirito di comunità e pensare che i nostri anziani siano un patrimonio e non un qualcosa da lasciare indietro nel dimenticatoio, perché faremo un grandissimo errore. Vabbè, su questo credo condivido, così come condivido quanto e quale sarà l'importanza di fare politiche di invecchiamento attivo nei territori promosse da chiunque. Troverei anche ottimale che i comuni fossero proprio motori nell'accendere queste iniziative che vengano da tutte le parti, per cui credo che anche questo sia un'altra cosa su cui fare una riflessione a breve. Sappiamo che sarà pronto il primo piano nazionale sull'invecchiamento attivo. Io sono nel tavolo tecnico
e devo dire che non è stato facile comunque Questo far capire ai ministeri quanto importante sia creare politiche, tra l'altro snelle, facilitare le associazioni in procedure burocratiche e quant'altro. Comunque, Guarda Roberto, abbiamo anche un'altra fortuna qui in Veneto, che è diventato assessore al sociale della Regione Veneto, un ex sindaco, sì. l'assessore Paola Roma, che sia per competenza professionale e personale, sia per esperienza maturata sul campo da amministratore pubblico, quale nel ruolo di sindaco, ha nelle sue corde proprio questa sensibilità. E quindi devo dire che noi siamo particolarmente fortunati, un po' per la sensibilità dei sindaci, un po' per la sensibilità della regione attraverso sia il presidente Stefani che l'assessore Paola Roma, però credo che potremo fare davvero gran belle cose perché l'invecchiamento attivo è la soluzione a tante situazioni, non ultima ovviamente la lotta all'emarginazione, però anche da un punto di vista sanitario ti consente in prospettiva di avere dei risparmi importanti da un punto di vista dei bilanci della sanità pubblica. Adesso, ahimè, cioè il tema delle risorse è sempre un tema. Questa popolazione che invecchia è sicuramente una popolazione che invecchia anche con una capacità pensionistica sicuramente diversa da quella che hanno oggi gli anziani, nel senso che sono persone che andranno in pensione con metodo contributivo, quindi saranno sicuramente persone con un potere d'acquisto inferiore rispetto a chi è andato in pensione col metodo retributivo e i numeri non sono. Quindi, ma oggi in realtà nei comuni la gestione delle politiche per la terza età pesa e credo sia una cosa destinata a crescere nel tempo. Secondo te, quali strumenti mancano in questo periodo? C'è anche il tema della compartecipazione, ricorsi e controricorsi, manca una norma nazionale. Tu non credi che sarebbe il momento in cui veramente, prima di tutto voi sindaci, noi siamo la parte marginale, prendiate veramente questi temi di petto e pretendiate dal governo non solo risorse, spesso non è solo il problema di risorse, proprio di regole di ingaggio che valgano per tutti, non si può vivere e amministrare con gli avvocati e i giudici. Sì, anche perché Roberto, il fronte per noi si sdoppia perché oggi parliamo di terza età, però ricordo che c'è anche il tema della disabilità che ha caratteristiche analoghe, no? Gli non autosufficienti con disabilità, il rischio concreto è che ricadano totalmente sulle casse, dei comuni, fermo restando che ci vuole davvero grande rispetto per le esigenze familiari e di queste persone, quindi è davvero un argomento anche molto scivoloso da un punto di vista morale, perché parlare di costi e di gestione di persone è sempre molto brutto, però chi fa l'amministratore pubblico a un certo punto i conti li deve anche fare. Io spero, francamente, e qui ti lancio un appello, che a chiusura, no, dei prossimi stati generali della terza età venga fuori un documento condiviso che insieme porteremo al tavolo dei ministeri. Cioè, io credo che il vero grido d'allarme sia questo. Non per sminuire il tema, però le risorse sono fondamentali se vogliamo guardare al futuro dei servizi che noi offriamo a queste persone. Ma lo dico non perché manca la volontà da parte dei sindaci di farci carico, perché se noi potessimo, lo sanno bene i cittadini, noi asfalteremo tutte le strade, aiuteremo tutte le società, renderemo gratis tutti i trasporti pubblici, pagheremo le rette a tutti gli anziani, ma non lo possiamo fare per evidenti limiti di bilancio e quindi siamo chiamati a fare delle scelte. Parliamo di persone, quindi in testa alle nostre scelte c'è certamente l'assistenza alle persone, però quando si parla di queste cifre entri nel campo del non fattibile e quindi serve obbligatoriamente un cambio di marcia nemmeno della regione, ma appunto da parte del governo. E quindi la mia speranza è che davvero a chiusura dei prossimi stati generali esca un documento condiviso che io voglio essere insieme a te il primo firmatario di questa proposta, perché non è un atteggiamento critico, è proprio dire guardate che la comunità sta cambiando, le prospettive sono preoccupanti, serve questo. Cosa servono? Servono risorse e servono prospettive. Con le risorse tu puoi finanziare i progetti
e puoi garantire una vita dignitosa a queste persone perché se la meritano e perché ci crediamo. Quindi io farò di tutto, ovviamente, oggi nel ruolo di sindaco e di presidente ANCI per portare avanti le istanze dei territori per garantire alle persone anziane, alle persone con disabilità, un futuro dignitoso nelle loro comunità e soprattutto inclusivo. No, il tema delle regole è un tema forte. Vorrei, non dico alla pari della copertura economica di questi, che abbiamo, la parola coperta è sempre corta, ormai la dobbiamo, la usiamo nel linguaggio comune, però è proprio vero perché a volte il fatto di non avere regole certe crea ancora molto più difficile, anche perché ormai il tema del contenzioso è ricercato da chiunque, ognuno sta cercando oggi in un pertugio della norma piuttosto che la possibilità di ricavarne dei benefici, anche diciamo contro quello che potrebbe essere la gestione normale, che è quella di una vita di una persona anziana che ha dei benefici che devono essere messi a disposizione del suo bisogno. Però mi piaceva ritornare un attimo al tema dell'invecchiamento attivo perché eh, credo che dentro a questo ci possa essere anche un nuovo ruolo degli anziani come veramente una risorsa attiva strutturata, perché noi è vero che avremo questa grande crescita della popolazione, però dobbiamo imparare a leggerla anche come una grande opportunità, perché è vero che sarà un numero altissimo di anziani che arriveranno a vivere nelle nostre città e nelle nostre comunità, che se la pensiamo invece che dall'aspetto negativo, dall'aspetto positivo, potranno essere invece una grandissima risorsa all'interno delle nostre comunità. Da sindaco, non dico un sogno, un'idea o una consapevolezza e lanciare anche qualche idea. Oggi siamo qui, ci ascoltano un po' di persone, poi in stati generali sicuramente è un tema che riprenderemo. Ma come vedi questa forza che oggi viene vista come abbiamo un grande nemico, l'ageismo, e quindi siamo tendenzialmente sempre portati a vedere nell'anziano un peso. Invece questi Guarda, numeri sono un esercito, cioè non dico l'esercito della salvezza, però io mi immagino quante risorse umane avremo a disposizione per fare del bene. assolutamente, però al di là dei numeri delle risorse umane, proviamo a immaginare il patrimonio valoriale che questi anziani sanno esprimere. E se torni ai ragionamenti di prima, oggi noi viviamo certamente una crisi economica caratterizzata, no, da grande incertezza internazionale, da conflitti, eccetera. Però la crisi più preoccupante che sta attanagliando le nostre comunità è la crisi valoriale. E noi la soluzione ce l'abbiamo in casa. Quando parliamo di educazione civica, quando parliamo di rispetto, quando parliamo di disagio giovanile, quando parliamo di sicurezza, noi la soluzione ce l'abbiamo in casa, abbiamo un esercito di valori scende in campo attraverso i nostri anziani, che io vorrei vedere anziani impegnati su tutti i fronti, culturali, sportivi, tempo libero, educazione civica, educazione all'ambiente, educazione al rispetto, progetti sulla gentilezza. Io quando vado in casa di riposo e vado a salutarli, gli anziani si alzano per salutare il sindaco e se hanno il cappello se lo tolgono. Quante volte vediamo un giovane avere lo stesso atteggiamento? Io quando vado in casa di riposo sento solo dire la parola grazie per quello che state facendo e i giovani troppe volte si dimenticano di ringraziare. Allora abbiamo un patrimonio culturale, valoriale, straordinario che deve essere messo a disposizione per le future generazioni. Questa io la vedo davvero, ma non voglio essere, non voglio dire questo perché stiamo parlando in questa occasione, ma lo penso benissimo. Ma la dimostrazione è che siamo tutti talmente tanto convinti che gli anziani siano un valore, che tutti noi vorremmo che i nostri figli crescessero con i nonni, non soltanto per il risparmio della babysitter, della struttura, ma soprattutto perché i nonni sanno esprimere dei valori e sanno trasmetterli. Allora, immaginare che sia una città con un sacco di nonni messi a disposizione dei nostri piccoli e anche dei nostri adulti, perché guardate che l'educazione civica
serve molto anche a noi adulti. Ecco, credo che questa sarebbe davvero una ricchezza. Anzi, io voglio essere anche da questo punto una città sperimentale, dove i nostri anziani divulgano valori di cui sinceramente ne sentiamo tutti tanto bisogno. Grazie, no, condivido. Probabilmente noi siamo rimasti un po' tutti seduti in poltrona ad aspettare che i problemi si risolvessero come veniva per il passato. Oggi bisogna effettivamente, quando si conosce, quando si ha consapevolezza dei numeri, si ha consapevolezza del territorio, capire che tanti problemi possono diventare delle opportunità. E adesso mancano 3 minuti, ti faccio un'ultima domanda. Però tu, adesso guardando i prossimi 10 anni, secondo te qual è, la vedi, la priorità per rendere le nostre comunità, i nostri territori più adatti a una società che comunque invecchia? Cioè, cosa, se tu oggi stessi parlando agli oltre 500 sindaci del Veneto, dovessi dirgli in un minuto da un osservatorio particolare che è quello di avere avuto una città attenta agli anziani, cosa diresti loro in prospettiva rispetto a Ma questo tema? guarda Roberto, non mi rivolgerei solo ai sindaci, nel senso che è un tema talmente complesso e articolato che secondo me il tema delle regole, delle risorse, io mi rivolgerei innanzitutto al governo, nel senso di dire, guardate, questa è la fotografia di oggi, vi facciamo vedere le fotografie di ieri, ma vi facciamo vedere le prospettive di domani, perché l'andamento è chiaro e inequivocabile, lì arriveremo. Allora, noi viviamo di programmazione. Allora, ai sindaci direi, cominciamo nei limiti di quelle che sono le nostre capacità finanziarie e di spazi a programmare spazi adeguati e servizi adeguati. Ma non basta, servono le risorse per alimentarli. Ci sono anche soluzioni alternative, possiamo cominciare a lavorare nelle abitazioni con l'assistenza domiciliare, possiamo lavorare a progetti di condivisione, dobbiamo coinvolgere le università su queste analisi, però credo che il mio appello sarà, quando verrò agli Stati Generali, mi rivolgerò davvero un po' a tutti i protagonisti della comunità, ma l'ultimo appello lo farò proprio ai nostri anziani, che saranno i protagonisti degli stati generali della terza età, nel senso che a loro rivolgerò l'appello di continuare a trasmettere i loro valori. Noi abbiamo bisogno di loro, loro hanno molto bisogno di noi, noi abbiamo bisogno di mettere a disposizione spazi, servizi, risorse, il tutto ad un prezzo e ad un costo che sia accessibile a tutti. E quindi qui serve l'intervento della regione, serve la vostra sensibilità e la vostra competenza, serve l'intervento dello Stato e serve anche l'intervento dell'Unione Europea, che rischiamo di dimenticarci, però molti progetti di co-housing sociale che io sono riuscito a realizzare nella nostra città li abbiamo fatti anche andando ad attingere risorse che, se i progetti sono fatti bene, con criteri, possono essere anche tante in Unione Europea. Quindi non dimentichiamoci che c'è un ente ancora più superiore rispetto allo Stato che si chiama Unione Europea. Quindi io sono convinto che le potenzialità ce le abbiamo, la direzione abbiamo capito qual è, e se tutti noi ci mettiamo a fare squadra, sono convinto che riusciremo a ottenere dei risultati importanti. Non possiamo più perderci in tavoli di confronto perché il tempo sta passando, le esigenze sono già arrivate, non è che arriveranno, sono già arrivate, quindi servono regole chiare, risorse, spazi e servizi. Allora, Mario, intanto sono assolutamente d'accordo considerando che anche l'Europa invecchia. Adesso ricordo il prossimo appuntamento del 4 giugno con Severino Pellizzari, il presidente di ANAP, sapete, l'associazione del Confartigianato, tra l'altro persona brillante che vi invito a seguire. Ringrazio Mario perché come sempre Mario non è uno, passatemi il termine, che mastica brodo. Per cui mi piace sentire da un sindaco e soprattutto da chi rappresenta i sindaci della nostra regione anche l'entusiasmo rispetto a questi temi. Ci diamo appuntamento sicuramente agli Stati Generali. Ho preso buona nota di quel documento da firmare da subito a 2 mani, poi sono certo che le mani si aggiungeranno sicuramente anche quelle dell'assessore Roma, del presidente,
e credo di tante altre persone, anche della società civile, perché questo è un tema che non deve riguardare solo, deve coinvolgere tutti, non è monopolio della politica, questo è un patrimonio di tutti. Quindi, Roberto, la rivoluzione del Veneto deve partire da quel documento, credimi, perché no, secondo me sarà il perno dello sviluppo di tutti gli altri ragionamenti che abbiamo fatto oggi. Servono regole chiare e risorse. Poi noi, sulle basi delle risorse, delle regole, i progetti li sappiamo costruire, l'abbiamo dimostrato. Lo stiamo facendo oggi che le regole non sono chiare e che le risorse sono poche. Figuriamoci con risorse e regole noi cosa potremmo fare. sono d'accordo. Ti ringrazio ancora. Voglio ricordare assieme a Mario che ha parlato bene anche delle strutture attorno al suo perimetro trevigiano, che fortunatamente in Veneto, sulle 350 strutture che abbiamo, io dico sempre, inutile girarci attorno, abbiamo mille problemi, però se uno decidesse, potesse scegliere di invecchiare, di avere bisogno di una struttura, credo che siamo tutti d'accordo che probabilmente in Veneto troverebbe, non dico la miglior soluzione, ma sicuramente troverebbe un livello di qualità che non si trova in altre regioni d'Italia. Quindi grazie Mario, grazie a tutti quelli che ci hanno avuto la pazienza di seguirci in questa mezz'oretta e ci rivediamo a Vicenza. Grazie Roberto e un Grazie. saluto a tutti.